Mentre tutto questo accadeva e il mondo si preparava a cambiare, a Cagliari, nel profondo regno di Spagna, si processavano le cavallette. E dietro a questo processo un terribile gioco di potere tra il viceré Don Jiménez e la Santa Inquisizione. In realtà la madre lo definisce tacchino, la mamma, donna Sibilla Cruz, definiva il marito topo al letto, cagna, quegli emissari del re a cui leccava la mano, e tacchino perché non era in grado di reggere un pensiero dietro l'altro, mentre faceva il gradasso con i poveracci, con le povere ragazze di campagna. Il figlio è uguale a lui, e lei disse, donna Sibiglia, io non ho mai avuto un figlio, ho partorito una bestia. E lui si crede bello, ma è un tacchino, e passeggia col suo corpetto rosso mostrandosi agli abitanti della città, facendosi inseguire da Don Rodrigo e pensando, ma come faccio ad avere un amico del genere? Devo prendere le distanze da quest'uomo. E Don Rodrigo cerca di avvicinarsi a lui. Don Rame, ascoltate. Dimmi. Ascoltate. E quella servetta, quella Giovannica, ve la siete impalata per me? Me la siete portata a letto e quanto è voluto? Amico caro, sì, questa notte sono stato da lei, sono entrato nella sua stanza. Lei aveva la coperta fino al mento e mi ha detto, che fate? Io gli ho abbassato lentamente le coperte, sono entrato nel letto e non ha detto più nulla. In realtà non è vero. Come l'ho visto arrivare è vero che ha detto che fate? Poi ha preso un coltello lungo 1,5 palmi e gli ha detto se vi avvicinate vi cavo gli occhi. E lui gli ha detto no, maledetta, ti avrò quando ti voglio. Ora c'è mia madre, donna Sibilla, che è affezionata a te, non me lo permetterebbe, ma quando lei si distrarrà ti farò vedere il mio coso e starai pure zitta, perché qui comando io, hai capito? Ma non può dirlo, capisci? Ma qui non torna che mi state mettendo, signore. Qui è il re che comanda la cristianità, qui comandano i padroni, e i padroni siamo noi. Si aspetta l'arrivo del capo dell'Inquisizione. Capo dell'Inquisizione, Gabriele Cordano, che è nella sua stanza, inginocchiato davanti a una croce sardonica, scura, grande. Egli legge un messaggio che ha trovato casualmente davanti alla sua porta. È una copia di un messaggio mandato al re di Spagna, nel quale c'è scritto di lui, la descrizione di come lui è. In questo messaggio c'è scritto che lui sarebbe d'accordo con i bandidos della Sardegna e che vorrebbe che la cavalletta vincesse per portare l'isola in una crisi economica che porterebbe i sardi a ribellarsi contro la corona. Egli si è rifiutato, c'è scritto nel messaggio, di processare la cavalletta dicendo che la parola di Dio non c'è